using clubs and tear gas against demonstrators. A mother so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è l'appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato agli Stati Uniti d'America, ma anche alla loro politica estera, che è molto importante soprattutto per quello che sta avvenendo, come avete visto sicuramente nei notiziari nazionali, fra Israele e Iran, con un Donald Trump che ovviamente ha cercato di mediare fra questi due paesi, con un Iran che l'amministrazione Biden aveva quasi permesso di ottenere l'arma atomica, avendo un atteggiamento molto, molto più lieve rispetto all'amministrazione Trump del suo primo mandato dal 2016 al 2020. Parliamo di un Israele che però ovviamente ha rigettato questa proposta da parte di Donald Trump, parlando proprio di come non si possa negoziare con un regime negativo e jihadista. Parliamo anche di un Iran che fino al mese scorso era stato definito anche come un regime autoritario anche da parte delle sinistre mondiali, anche per il comportamento che purtroppo hanno verso le donne del proprio paese, ma che ora ovviamente schierandosi contro il nemico pubblico Israele, l'opinione è cambiata. Parliamo anche di un Donald Trump che ha dichiarato che forse quindi dovrebbero purtroppo combattere ancora un po' Israele e Iran prima di arrivare a un punto di incontro, anche per diminuire le tensioni, di un'area geografica veramente sempre più incandescente, un'area geografica che addirittura secondo Israele, non so se vi è arrivata anche a voi la pubblicità nei video su internet, addirittura gli israeliani dichiarano di un Iran che ha i missili per arrivare fino all'Europa. E andando avanti con le notizie di questa settimana, parliamo di un Donald Trump che ha riparlato, ha ricominciato i dialoghi con il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Stanno ancora ovviamente discutendo delle possibilità per quanto riguarda i vari dazi, con però un Donald Trump che ancora deve arrivare a un accordo finale con il colosso asiatico. Un colosso asiatico che ovviamente in questo momento è in una guerra, possiamo dire, commerciale con gli Stati Uniti, ma che perlomeno di facciata e quindi anche per la sicurezza per quanto riguarda il mercato finanziario globale, serve questo accordo anche per calmare le acque e migliorare non solo l'economia americana o cinese, ma anche quella nostra da bravi alleati. Una importante notizia sono quelle del continuo, purtroppo, una rivolta continua che sta continuando ad avvenire a Los Angeles, con i media vicini ai democratici che purtroppo hanno chiamato ancora una volta per circa, secondo un gruppo diciamo libero, non collegato finanziariamente a nessun altro, un gruppo di investigazione, di giornalismo libero, ha parlato addirittura di 211 volte dell'utilizzo del termine pacifico per quanto riguarda le proteste a Los Angeles da parte dei media tradizionali con trazione democratica. Quindi, nonostante le foto di macchine che esplodono, nonostante le foto di negozi da telefiamme, da questi rivoltosi che la maggior parte delle volte probabilmente non sono neanche cittadini americani, i media a trazione democratica hanno deciso che si parla di rivolte, anzi
di proteste pacifiche contro il brutto e cattivo Donald Trump, che invece vuole espellere i cittadini immigrati irregolari. Tra l'altro, le proteste sono cominciate proprio quando il Dipartimento della Polizia dedicato proprio all'immigrazione ha cominciato ad arrestare criminali che avevano una fedina penale veramente, veramente sporca. Si parlava di commercio di droga, si parlava di stupro, si parlava di omicidi, quindi parliamo anche di un inizio di proteste molto, molto sospetto, che negli Stati Uniti in quest'ultima settimana ha dato vita a un movimento politico, ovviamente con già pronti i vari capi di merchandising, quindi accessori già pronti per la vendita su Amazon e sugli altri negozi su internet. Parliamo del movimento politico No Kings, finanziato da una importante, tra l'altro, imprenditrice negli Stati Uniti. Parliamo della, come viene addirittura chiamata, ereditiera del colosso Walmart, quindi una delle ereditiere del colosso Walmart. Una protesta, quella di No Kings, perché bisogna prendersela con Donald Trump e togliere dal trono lui e i nobili cortigiani, quando in questo momento Donald Trump sta solo cercando di riportare l'ordine e la sicurezza in una città in cui né la sindaca Karen Bass né il governatore della California Newsom vogliono assolutamente che la realtà, che l'ordine, che la pace ritornino per le strade. Infatti c'è stato anche un appello di alcuni democratici in cui hanno chiesto alla Guardia Nazionale di lasciare che la popolazione locale rimetta a posto la situazione, una popolazione locale che non si capisce quanto in realtà sia a favore o no delle proteste, quindi la popolazione locale e non le persone incaricate proprio all'ottenimento dell'ordine. Una protesta, tra l'altro, quella dei No Kings ad Alexandria e poi anche in parte nella capitale Washington, che si è spenta un po' perché non ha mostrato quel sostegno che probabilmente questi miliardi già in azione per finanziarli, e probabilmente si aspettavano in realtà una protesta molto, molto, molto più importante. In realtà si parla di qualche migliaio di persone, si parla o di 1000 o di 5.000 persone, secondo il report dei giornalisti negli Stati Uniti, anche di quelli più vicini ai democratici. E a Washington la protesta in realtà si è subito diradata. A Washington perché anche la protesta si è subito diradata? Perché a Washington si festeggiava questo weekend i 250 anni proprio dell'esercito degli Stati Uniti, 250 anni in cui secondo Donald Trump gli Stati Uniti hanno dato veramente del filo da torcere, e non solo ai nemici, un Donald Trump che ha partecipato insieme alla moglie, alla First Lady Melania Trump, e anche al sindaco della difesa e capo del Pentagono, Exef, che tra l'altro, oltre a un discorso molto molto patriottico riguardo sia a George Washington, che ha dichiarato come un comandante militare indomabile, sia anche citando le varie vittorie degli Stati Uniti in un campo di battaglia, sia citando anche generali dell'Unione che hanno vinto contro il gruppo dei Confederati, i generali dell'Unione, che tra l'altro hanno storie alcune mitiche, come quello citato da Donald Trump, che è riuscito a sopravvivere a una pallottola in faccia, perdendo la guancia e l'orecchio, ma continuando a voler combattere per il bene dell'Unione e quindi anche della nazione. Parliamo anche di una situazione
veramente importante anche per quanto riguarda tutto quello che sta avvenendo, ripetiamo, da parte della polizia legata all'immigrazione, perché Donald Trump vuole espandere l'utilizzo non solo della Guardia Nazionale, ma soprattutto della polizia dedicata all'immigrazione anche in altre città, per espellere il più possibile cittadini considerati alieni e quindi non parte del tessuto sociale americano. Tra l'altro con voli finanziati purtroppo per gli americani dagli elettori, per cercare di mandare via proprio quelli più importanti per quanto riguarda la fedina penale, con oltre 100 alieni illegali entrati all'interno dello Stato americano, che sono stati espulsi in direzione Cina. Quindi anche la Cina, diciamo, arriva a cooperare con una situazione complicata. Addirittura, secondo invece i democratici, tutta questa situazione ovviamente è colpa dell'amministrazione Trump, con addirittura l'Alessandro Ocasio-Cortez, che probabilmente si sta preparando anche alla futura campagna elettorale per le prossime elezioni, anche perché dovrebbe essere uno dei rappresentanti per quanto riguarda i democratici più radicali, più a sinistra. Una situazione che sta vedendo anche vari personaggi arrestati anche per l'utilizzo di Molotov, come è successo a un immigrato irregolare all'interno dello Stato americano, che ha lanciato delle Molotov proprio in direzione dei poliziotti americani. Ma un'altra situazione molto, molto grave che sta avvenendo è quello che purtroppo è successo a dei rappresentanti dello stato del Minnesota, che sono stati purtroppo sparati da possiamo dire ancora un pazzo, perché ancora non si sa bene, sa la sua identità, ma ancora non si sa bene i propri motivi. All'inizio era stato descritto come un sostenitore di Donald Trump, ma nei vari poi portali democratici in realtà poi non è stata espansa la notizia. Quindi se i portali democratici non lo descrivono in questo modo, c'è da fidarsi che forse aveva altre idee politiche in testa. Nel Minnesota di Tim Walz, governatore democratico, che doveva essere anche il possibile vice di Kamala Harris nel caso poi di vittoria della stessa Kamala durante le elezioni del 2024. Cosa mi ricorda questa situazione negli Stati Uniti? Mi ricorda anche quello che è avvenuto, che ho citato anche più volte in questa rassegna stampa. Mi ricorda le proteste dei Black Panthers, che erano un movimento civile all'epoca che protestava per l'uguaglianza delle popolazioni afroamericane, della minoranza afroamericana, che all'epoca subiva veramente episodi ancora, nonostante la vicinanza temporale eh, con il mondo, tra virgolette, moderno, all'epoca subivano difficili ritorsioni, anche da verificare, anche poi da testimoniare, proprio per le minoranze che non potevano entrare all'interno di alcuni quartieri, proprio perché erano a maggioranza, tra virgolette, bianca. I Black Panthers però sono passati dalla protesta, quella più pacifica, di Martin Luther King, che a detta loro non è riuscito a portare a termine tutto ciò che si era promesso, anche per l'utilizzo proprio di mezzi pacifici, e hanno preferito seguire la strada di un altro grande elemento dei diritti civili, come era Malcolm X. Ma vi cito anche questo perché fa tutto parte, tra l'altro, di quel periodo storico citato e abusato anche
come citazionismo anche in questo periodo, quando si parla proprio della Guardia Nazionale, della National Guard, perché l'ultima volta che era stata utilizzata pubblicamente la Guardia Nazionale, prima di Donald Trump, era stato il 1965 dal presidente democratico Lyndon Johnson, che all'epoca con i democratici era un presidente che aveva una grande popolarità, poi verrà sconfitto alle elezioni con Nixon, che vincerà proprio per colpa di un'incapacità da parte dei democratici di controllare le proteste, che possiamo anche definire giuste, di studenti o di afroamericani, ma un Lyndon Johnson che ha lasciato troppa mano libera, e le proteste piano piano sono diventate sempre più violente. Una volta che la frustrazione per non ottenere alcuna legge a favore o neanche alcuna attenzione per determinate tematiche ha poi portato tanti studenti o giovani o appartenenti alle minoranze o a proteste violente, o addirittura al distanziarsi totalmente dalla società e a fondare delle commune, dei grandi centri agricoli lontani dalla società. Ma parliamo quindi di motivazioni in realtà molto diverse: da una parte cittadini americani che sentivano discriminati, e dall'altra invece in tanti che sono in realtà immigrati irregolari, quindi non stanno rispettando la legge, stanno scavalcando tra l'altro chi segue le procedure standard, che tra l'altro sono molto complicate, ricordiamolo sempre, per avere un vantaggio personale. E tutto questo ovviamente continua con altri 4 immigrati che sono scappati dal centro di detenzione, come conferma anche lo stesso comitato che si occupa nel congresso proprio di vigilare sull'operato della polizia dell'immigrazione. 4 immigrati che sembra siano scappati da questo centro in New Jersey, e una giudice in Minnesota, ritorniamo nel Minnesota, che vi sono i video in cui aiuta proprio nella fuga durante le procedure per cercare di ottenere l'asilo, aiuta nella fuga altri immigrati che dal momento in poi che provano a fuggire sono immigrati irregolari, quindi che devono essere espulsi. Quindi parliamo di una situazione molto complicata negli Stati Uniti, molto radicalizzata, da seguire anche nelle prossime settimane. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, una buona giornata e una buona settimana a tutti. Avete ascoltato Te la rido io, l'America. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 3